Eder. Mac. Pallister. Ciao Eder, è un piacere averti visto. Sempre in ottima forma ed operativo a 360 gradi. Grazie del nuovo spazio che mi dai per raccontarti l'esito anticipato delle conclusioni della perizia del Super Collegio Medico Legale guidato dalla luminare dottoressa Cattaneo sul caso della povera Lily. Siete pronti? Ebbene, per motivi di privacy non potrò rivelare nomi o dati personali, ma in buona sostanza l'esito porta ad una visione dei fatti parzialmente diversa da quella ricostruita dai precedenti medici legali e dal gruppo a sostegno. Le novità sono diverse e portano a delle alternative distanziali di diversa interpretazione. In buona sostanza non c'è evidenziato nulla che ci dica di un omicidio volontario, se non di una morte avvenuta per vie naturali su Lily. L'ipotesi collegata può però portare a qualche intervento premortale da parte di qualcuno che potrebbe avergli aiutato l'accadimento della sequenza, che determina la morte per asfissia ed arresto cardiaco. Ciò però non può essere inteso quale elemento certo in perizia. Inoltre esistono delle lesività che non sono state precedentemente valutate bene e che fanno dubitare seriamente la sola ipotesi suicidiaria. Le lesività sono anche compatibili con un evento in cui la Lily ha avuto un contatto con qualcuno o qualcosa. Ulteriore novità, che poi è una conferma, è che il corpo di Lily non poteva assolutamente essere in quel tratto di bosco da tanti giorni, se non da appena 48 ore dal suo ritrovamento. Si tratta di una conclusione botanica certa adesso. In definitiva, il Collegio Medico Legale della Cattaneo apre ad un'alternativa ulteriore rispetto alla prima ipotesi suicidiaria, affermando la buona possibilità che il corpo sia stato oggetto di spostamenti ad opera di terzi e che sempre terzi ignoti abbiano ancor prima interagito con Lily in vita, assistendo a delle lesività che Lily si è procurata. Nulla altro dirà ovviamente su chi è stato vicino a lei o come il terzo abbia partecipato alla verificazione della sequenza naturale che ha portato alle lesività. Ciò però senza escludere che il terzo abbia anche potuto causare lesività inferiori come una manata o schiaffone. Quale iniziale litigio o discussione animata. Queste le novità del Collegio Medico Legale che depositerà entro dicembre la perizia. Infine voglio grazie a te ed fare un plauso alla dottoressa Cattaneo e al suo team. Il lavoro da loro fatto è di assoluto pregio, anche perché restava ben poco della Lily, quindi hanno lavorato veramente bene, in modo certosino e approfondito per quanto possibile. Certamente potevasi fare di più, ma è già tanto che sia stata formulata una nuova ipotesi che non fosse suicidiaria. Quindi una seria alternativa. Ti ringrazio per l'ottimo lavoro che fai e ringrazio tutti quelli che ti seguono, anche i familiari stretti di Lily. Un caro saluto, ci vediamo a Milano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.